Dai, dai, Fabian, che cazzo controlli? Buongiorno amici bellini, mamma mia che suon, ma comunque io vi invito a scaricare OneFootball perché non dovevo aspettare la formazione, vedete gli amici che mi scrivono, non dovevo aspettare la formazione di DAZN, lo sapevamo già grazie all'app, la realtà aumentata e Meret confermato è una sorpresa, poi mi aspettavo Mario Rui, Insigne ovviamente dall'altra parte con Lozano, interessante. Cominciamo. È iniziata. Dai. No, tira a Porte. Perché il ponte? Questo altruismo. Che cos'è? Sono la fronte verde. Ho fatto 12 minuti di silenzio praticamente perché le squadre si stanno studiando, il Benevento è ben messo in campo e aspettano, non pressano subito perché sanno imparate che se fai come l'Atalanta ti suicidi, e poi quando arriviamo sulla metà campo comincia il pressing e le ripartenze così. Dobbiamo stare molto attenti perché sennò qua finisce male. Bakayoko prova il lancio, e che è una cosa che non ci aspettavamo, ma bisogna anche farlo perché devi scavalcare questa prima pressione che quando prendono i due centrocampisti non c'è spazio, hanno chiuso le linee di passaggio, si sono studiati la partita della Z Akmar, buono, e non c'è, fuori gioco. Tira forte di destro, mamma mia che schifo. Ecco il taglio di Lozano, ragazzi questa è una cosa non nuova perché lo faceva Callecon, lo fa bene anche Lozano ad attaccare lo spazio. Insigne lo trova, attenzione, Insigne, lo chiami un fallo? Bravo Simen. Quello che sta veramente mancando ragazzi è Mertens e Bakayoko molto falloso, Fabian molto lento, quindi due centrali troppo lenti. Se Mertens non si fa vedere tra le linee, non si inventa una linea di passaggio, si perdono un sacco di tempo e questa non è la fuorigioco. E la buona spinta! La vogliamo smettere? Vabbè. Vedi, non questo qui, ma questo. Secondo contatto. Ma poi la posizione dell'attaccante io dico che è rigore netto, poi dopo sarò tifoso del Napoli. Del fallo, cioè nel senso Madonna mia, come fa sta Sulis? Esaltiamoci! Ha segnato l'Insigne sbagliato. Vabbè. Dai Mertens, cazzo! Dai Fabian, che cazzo controlli? Tira di destro, sparala in curva! Basta! E dai! Lozza! Ma stai solo tu e non tira! Meno male che era fuori gioco, meno male, cioè cazzo stop e tira! Dai! Mannaggia. Il cross che arriva ora deviato. Oh, che mazzo! Dai! Attraverso! Questo per me è grave, che non chiama il fallo di mano e concede. Meno male che si mischieva, perché nel senso, se avessimo segnato su questo calcio d'angolo sarebbe stato uno scandalo, perché era fallo di mano, lo capite? Lo so che tecnicamente il VAR non può intervenire in quel caso, ma è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro se non chiami quel fallo di mano. Ma perché Mertens fa il velo? Ma cosa fa il velo là? E dai, cazzo! Dai, Lollo! Lollo pure tu, dai, sì! Sì! E l'altro perché stavo già dicendo pure tu, tira col sinistro che c'hai tutto lo spazio. Però bene così. Gli Insigne. Non è fuori gioco, sei rientrato in tempo? Mamma mia, ho paura del fuorigioco. Fuorigioco, lo sapevo. Avevo visto. Guarda come si esaltano questi bastardi. Tutto inutile. Bravo Mario Rui. Mamma mia, che ha combinato. Meno male che chi sta scemo. Dai Lollo! È giusto, Mertens non ha dato niente. È giusto, si deve riposare, deve rientrare, deve recuperare la brillantezza, si dice. Dai Petagnone. Bella Insigne, cazzo infame! Tira col sinistro, incredibile, sì! Sì!
sinistro a giro! Mamma mia, che meraviglia! Koulibaly! Bravo, Insigne! È buono! Bravo, Bakayoko! Fabian! Avete visto un'altra volta? Fabian! Insigne e Fabian non si vogliono bene, è ufficiale. Insigne schifa Fabian come noi tifosi, perché fa un tunnel in più, non guarda... Applausi a Maggio. Scala a sinistra naturalmente. Omaggio a destra e alla per Bakayoko. Bellissima! Lorenzo ha anticipato Osimhen! E però era in fuorigioco. Osimhen è sempre in fuorigioco, voglio. Questa è una cosa che deve imparare perché segna già ne ha fatti 2 in fuorigioco, non va bene. Dai Petagna, bravo. Politano. Petagna! Sì! Di destro, allora è la giornata dei piedi invertiti. Bravo Osimhen che sorride perché non segna lui e abbraccia i compagni. Bravo Petagna che cerca di andarsene in velocità. Non è la sua cosa, però non c'è male. Ah, da palla in verde Fabian. Sarò spietato. Maggio che si beve Insigne. Fabian ne personata. Bravo Bakayoko. Insigne vero capitano, voglio. Dai Di Lorenzo. Ah, troppo dietro. Fabian, mamma mia, sei proprio di burro. Petagna vero trequartista in questo momento alla Mertens. Lo deve fare, si deve adattare e lo fa anche bene. Il dinamismo di Demme mi fa arrizzare. Ora io ve lo dico subito. Bakayoko stava giocando benissimo, ha dato una grossa mano, ma il dinamismo di Demme mi fa arrizzare. Allora io insisto, mi fate vedere una volta, no insisto, è la prima volta che lo chiedo, Demme Bakayoko, per una volta. Osimhen e qua devi ammonire, se n'è scappato, ma che cazzo sta succedendo? No, mamma mia, il burro, ecco qua. Di Mario Rui! Bravo Demme, la posizione, il senso di posizione di Demme. Dai Poli, ce l'hai? È nata traversa! Meno male che non abbiamo segnato, se no, disonesti, pagliacci col colpo di mano, ma era meglio così. Bravo Petagna, Gulam. Ma piglialo che mano, non facciamo scherzi. Non entrare in collisione, bravo. Questa cosa... Meret! Da New York, Valerio Fluido è tutto! Il post partita, molto presto. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.